L'ex sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, sarà capolista alla Camera dei Deputati alle prossime elezioni politiche. Si voterà il 25 settembre, domenica, per il Movimento 5 Stelle. A deciderlo sono state le parlamentarie del partito di Conte, i cui esiti sono stati diffusi in nottata. Nello stesso collegio risultano candidati l'uscente Filippo Pecconti di Bivona, componente già della 10ª Commissione Attività Produttive. Non sarà candidata l'uscente di Grotte Rosalba Cimino, al Senato invece è candidata l'attivista agrigentina Maria Bellavia. Non sarà candidato l'uscente Gaspare Marinello. L'affluenza aveva segnato un record per le parlamentari, alla consultazione hanno partecipato 50.014 persone, il dato più alto di sempre, mentre nelle precedenti consultazioni del 2018 hanno partecipato 39.000 persone, ma si votò per 2 giorni. Gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno approvato il listino di conti nell'ambito delle parlamentarie di 5 Stelle, hanno risposto in sì 43.282 persone, circa l'87% dei voti espressi. Hanno risposto no 6.732 persone, pari al 13,46% dei voti espressi. Per la Camera Giuseppe Conte è capolista nel plurinominale Sicilia 1, seguito da Valentina Dorso. A seguire l'uscente Davide Aiello di Casseddaccia e Daniela Morfino. Primo dei candidati supplenti il palermitano Adriana Varrica. Aiello e Varrica sono stati più votati con 774 e 586 preferenze. Alla Camera Sicilia 2 ci sono, dicevamo, Ida Carmina, ex sindaco di Porto Empedocle, seguita dall'uscente Filippo Perconti di Bivona, Vito Martinciglio di Mazzara del Vallo, Dedalo Pignatone. Nella zona centro-orientale per il collegio Sicilia 201 capolista sarà l'uscente messinese Angela Raffa, seguono Salvatore Granata, grazie ad Angelo Alessandro Geraci. Nel collegio Sicilia 202 capolista il catanese Luciano Cantone, seguita da Matilde Montaudo, Gabriele Giuseppe Liuzzo e Carmela Scuderi. Nel collegio Sicilia 203 capolista il deputato uscente Filippo Scerra, seguito dall'ex parlamentare all'Ars Vanessa Ferreri e dall'altro parlamentare uscente Eugenio Saitte e Paolo Brullo. Al Senato per il collegio Sicilia 1 il capolista nel raggruppamento occidentale sarà l'ex procuratore generale di Palermo Roberto Scappinato, seguito da Chetti Damante, già deputata all'Ars. L'uscente Pietro Lorefice e Maria Bellavia Lorefice hanno ottenuto il record assoluto di voti, ben 1173. Al Senato Sicilia 2 il capolista sarà Barbara Floridia, dietro di lei Giuseppe Pisani, Cinzia Amato e l'ex sindaco di Ragusa Federico Piccitto.